1499. Nell'ultimo e più fatale anno del XV secolo, il Friuli viene colpito dall'ultima e più devastante invasione turchesca. Una catastrofe annunciata sulla quale pesano le responsabilità e le deficienze della Repubblica di Venezia. In questa immane tragedia moltissimi sono gli episodi di viltà, ma anche gli atti di coraggio e i personaggi grandiosi raccontati dai cronisti dell'epoca, a dimostrazione di come la storia rimanga sempre il romanzo più incredibile ed affascinante. La Serenissima, per la difesa della terraferma, utilizza truppe mercenarie guidate da capitani di Ventura. Ci sono gli Stradiotti, una legione straniera di combattenti coraggiosi, abili e spietati, ma non sempre affidabili, essendo abituati a lavorare al soldo del miglior offerente e spesso anche a cambiare schieramento a guerra in corso. Sono dalmati, albanesi o greci. Stradiotto è una storpiatura del greco stratiotes, soldato. C'è poi la milizia territoriale delle Cernide, arruolata tra gli uomini del contado. Poco esperti e male armati, non costituiscono affatto una garanzia per la difesa dei propri paesi. Tra i capitani di Ventura spiccano Teodoro e Franco del Borgo, verosimilmente fratelli o cugini, due uomini d'arme che saranno tra i pochi a distinguersi per abilità e coraggio nella disfatta veneziana. Comandano una squadra di 50 balestrieri a cavallo, una sorta di corpo d'élite nell'arte militare dell'epoca. La balestra, arma di potenza e precisione, sopravvive per molti anni anche all'avvento delle armi da fuoco. Il 28 settembre di quell'anno infausto, Iskender Beg, il sangiaco della Bosnia, attraversa l'Isonzo alla testa di un esercito di 10.000 uomini a cavallo. I turchi aggirano la fortezza di Gradisca e si accampano non distanti da Medea, mentre i veneziani, comandati dal pavido Andrea Zancani, provveditore di Gradisca, non si decidono alla sortita. Il luogotenente di Udine, Domenico Bollani, istituisce una taglia di un ducato per ogni testa di turco che gli sarà consegnata. Le teste mozzate vengono raccolte davanti alla fontana posta all'inizio della salita che conduce in castello, ma oltre a ciò il Bollani non assume altre iniziative militari e se ne resta impassibile ad osservare le stragi. Da quel momento in avanti la distruzione o la salvezza dei paesi friulani saranno determinate dalla sorte o dalle iniziative disperate di qualche isolato gruppo di combattenti, spesso contadini o uomini delle Cernide che difendono le proprie case. C'è un traditore a guidare gli scorridori di Iskender Beg, un tale Ermacora ungaro di Villesse, che indica loro la strada e il guado più sicuro per passare il tagliamento. Tra i pochi che sappiano prendere valide iniziative contro le scorrerie c'è un insolito ed affascinante personaggio. Niccolò Cerdonis di Galeriano è il pievano con un passato da soldato di Ventura, che con il bottino delle guerre combattute in giro per l'Italia si è comprato la parrocchia, i voti e il perdono dell'Altissimo. Sarà lui, nei giorni del 4 e 5 ottobre, ad organizzare la leggendaria difesa della Cortina di Mortegliano. Nella destra tagliamento i turchi pongono il campo nelle brughiere prossime a Roveredo in Piano e qui ammucchiano i frutti delle scorrerie, prigionieri, biade, bestiame, oggetti sacri rubati nelle chiese. Vi soggiornano dal 30 settembre al 3 ottobre. Le bande a cavallo si spingono in tutte le direzioni per fare bottino. Si avvicinano a Porcia, ma le mura del castello, difeso dal conte Jacopo, li fanno desistere. Non toccano Pordenone, città imperiale, ma per il resto mettono tutto a ferro e fuoco. Bruciano le campagne, le cortine, i villaggi, le chiese. Il Friuli è un mare di fiamme. Qualcuno sostiene che perfino da Venezia, dalla cima dei campanili, al tramonto e nella notte tersa, si riescano a cogliere i bagliori sinistri degli incendi che rischiarano all'orizzonte ad oriente, sotto il profilo bluastro delle montagne. A questo punto, nel caos generale e nell'inerzia delle truppe veneziane, arriva il colpo di mano di Teodoro e Franco del Borgo. Entro le mura di Spilimbergo hanno atteso il momento più propizio per intervenire. Avendo osservato che il campo turchesco nei pressi di Roveredo non è difeso ed è anche poco sorvegliato, decidono di colpire. Entrano nel campo a cavallo, scatenando una pioggia di fendenti e puntando ai recinti dei prigionieri. Sarà un'impresa riuscita a metà, che però convince i turchi a ritirarsi in fretta verso l'Isonzo, nel timore che gli uomini dei Del Borgo siano solo l'avanguardia dell'esercito veneziano ormai prossimo all'offensiva. Anche in questa occasione, quindi, i friulani mettono in pratica una delle loro regole d'oro, Fasin di Bessoi.